presenza. Sapete già cosa prevede il menù nella comunicazione di questa conferenza, che abbiamo anticipato almeno la parola chiave è Porcellum. Noi siamo qui a ricordare, ahimè, il tempo passato, il tempo sprecato, a richiamare la vostra attenzione sul tempo che sta passando, inesorabile, e allo stesso tempo la nostra determinazione ad impedire che passi ancora una volta in vano. Per quanto riguarda il tempo passato, non voglio farmi del male, non vogliamo farci del male, ma purtroppo ci è difficile non ricordare che 2 anni fa, proprio di questi giorni, avevamo preso in linee ormai a tempi quasi scaduti la decisione di chiedere un referendum di approvazione del Porcellum, che in un mese raccolse 1.700.000 firme, di cui 1.200.000 depositammo in Cassazione, con gli esiti che tutti voi conoscete. Se quel referendum fosse stato accolto, ci troveremmo di fronte non solo a una situazione diversa da quella di oggi, ma molto diversa da quella che si aveva con le ultime elezioni del febbraio scorso. Quando è iniziato quel complesso meccanismo che il professor Parenzi ha appena definito, credo giustamente teatrino, cioè risolviamo dei problemi, ci diamo scadenze, riforma costituzionale, mozione Giacchetti no perché il carro davanti ai buoi, eccetera, eccetera. Alcuni pensarono, anzi alcuni dissero, e molti di più pensarono, ci stanno prendendo in giro. Non vi dico cosa pensa io, probabilmente lo potete anche immaginare, ma è secondario. Però abbiamo tutti osservato un rigoroso silenzio, perché è giusto verificare e dare atto di intenzioni che erano state declamate, intenzioni di risolvere i problemi. Beh, oggi è il 18, fra 11 giorni è possibile, dati alla mano, il calendario alla mano, dire a questo punto ci state prendendo in giro, oppure no, dare atto di questa gestione. Perché? 29 sono 2 mesi che è stata respinta la mozione Giacchetti, ma soprattutto fine luglio è un periodo che era stato concordemente indicato dalla maggioranza per assicurare comunque il paracadute perché ci fossero elezioni anticipate, cioè una legge diversa, e per intanto avviare la prima fase della grande riforma costituzionale, cioè l'approvazione entro l'estate in tutte e 2 le grandi parti. Può capitare ancora 11 giorni, sono molti in fondo, addirittura potrebbero approvare in 11 giorni, potrebbero, se volessero, approvare una nuova legge elettorale, richiuderebbero il problema. Quindi è giusto aspettare il problema con pazienza, ma anche con fermezza, che si compiono le date che sono state indicate nel programma. Allora, se nella malaugurata ipotesi del 29 giugno non ci sia nulla di nuovo, non solo non c'è una legge elettorale, non solo non ci sono iniziative in questo senso, ma nemmeno è varata, approvata la prima fase delle riforme costituzionali, tutte e 2 approvate in 2 anni, siamo non autorizzati, ma obbligati a dire a voce alta, anzi altissima, adesso basta, state prendendo in giro noi e tutti gli italiani. Noi il 29 ci riuniremo per non lo diciamo oggi, bisogna rispettare le scadenze, è giusto rispettare. E naturalmente a quel punto diremo anche apertamente, pubblicamente, non si può più spregiare. Non si può più aspettare indefinitamente che una classe politica ci trascini per la 4ª volta, perché sarebbe la 4ª volta a votare con il Porcellum, e quindi bisogna rivoltarsi. Faremo delle cose molto semplici, le studieremo, le vedremo, studieremo dei modi molto semplici di dirlo, ma vediamo già appuntamenti per dire alternativamente. No, siamo felici di constatare che in tutto e in parte
gli impegni sono stati rispettati, oppure siamo amareggiati e tristi, ma dobbiamo dirlo apertamente, gli impegni non sono stati rispettati e quindi, amici, che non volete soccombere, rassegnarci a questa fine, rimucchiamoci tutte le mani. Vediamo appuntamento tra 11 giorni. Noi partiamo dal presupposto che non so per quanto, ma la politica certamente andrà in vacanza, il Porcellum no. E questo lo verifichiamo tutti i giorni, nel senso che se poi le cose che dicevano Arturo e Mariotto le constatiamo tutti i giorni, cioè non c'è dibattito su qualunque argomento che alla fine non cada sul fatto che tanto non si può fare nulla perché, e io dico ovviamente, con il Porcellum non si può andare, non si può neanche prendere l'ipotesi di andare a votare, perché sappiamo perfettamente che resteremo tra 2 mesi dopo la campagna elettorale esattamente nella medesima situazione. Arturo segnalava alcune prese di posizioni antecedenti la mozione che è stata respinta alla Camera e poi una dichiarazione di Franceschini 2 giorni dopo. Io vi leggo solo i titoli di quello che è accaduto a seguire e in qualche modo, se chiudete gli occhi, potete immaginare immediatamente quello che accadde nella scorsa legislatura, quando, vi ricordate, nel famoso comitato ristretto ogni giorno stava per accadere che finalmente sarebbe fatto qualcosa di decente, il risultato sotto gli occhi di tutti. La scorsa legislatura sono 12 mesi fa, per non immaginare un altro millennio. L'11 giugno, la Finocchiaro, riforme, cancellare in fretta il Porcellum. Segnalo che erano 10 giorni dopo che avevamo, impedito che questo accadesse. Il 27 giugno Franceschini, va cambiata la legge elettorale, spero intesa, il governo pronto ad accompagnare il percorso, ma l'iniziativa sta alle Camere. La mozione che era stata respinta un mese prima dava sostanzialmente e esclusivamente alla Camera la facoltà di decidere su questo argomento. Il 28 giugno Zanda, non dimentichiamo impegno ad abrogare il Porcellum. Il 2 luglio, sempre Zanda, partiti cancellino in fretta il Porcellum. Il 2 luglio, legge elettorale Quagliariello, con Porcellum non si può votare. Il 4 luglio, sempre Quagliariello, col Porcellum non si vota, è posizione comune del partito, qualcuno si sarà distratto, riferito al PD. Il 9 luglio, ricordate il clamore delle parole del Presidente del Senato, Grasso, domani via libera il PDL sulle riforme costituzionali, ma il Porcellum va cambiato. Il 9 luglio il Presidente del Consiglio, legge elettorale, Porcellum, vergogna da superare. E ancora la Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, il 9 luglio, Parlamento può cancellare il Porcellum domani. Ne ho tralasciate alcune, l'ultima è il Presidente D'Alema che in una dichiarazione di ieri parlava del fatto che è grottesco votare con il Porcellum.